Questa Olimpiade ha consacrato Paola Egonu come la più forte pallavolista in attività. Nata a Cittadella nel dicembre del 1998, dove ha mosso i primi passi nelle realtà pallavolistiche dell'Alta Padovana, fino all'approdo ai Club Italia in B1 nel 2013, a 14 anni appena. Da quel momento in poi una carriera zeppa di successi di gruppo individuali, un torneo perfetto, il suo, quello olimpico, con la squadra perfetta, 22 punti in finale, in pratica un set vinto solo con le sue schiacciate. Italianissima, un'icona per definizione stessa di Julio Velasco, che con lei ha costruito questa schiacciasassi che è la nostra nazionale. Azzurre nella leggenda in festa, un sogno diventato in realtà con un 3-0 perentorio, netto, mai in discussione sugli Stati Uniti, campionesse olimpiche uscente a Tokyo, spazzate via dalla potenza leggera delle pallavoliste italiane. L'Italia della pallavolo femminile, diretta da Julio Velasco, conquista l'oro per la prima volta nella nostra storia di questo sport all'Olimpiade, un'impresa meravigliosa e pazzesca al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo punto e firmata da un gruppo di atlete incredibili. Già nella leggenda un oro che valorizza e premia però un intero movimento pallavolistico, quello italiano, da decenni battistrada a livello mondiale, e non a caso di questo gruppo fa parte anche un certo Lorenzo Bernardi, Lollo per gli amici, una delle bandiere della Sisley Treviso, uno che in Veneto era già un'icona della nazionale maschile delle meraviglie, sempre firmata Velasco, che vinse tutto Olimpiadi a parte e che tra l'altro il giorno dell'oro compieva pure gli anni. Le ragazze sono state incredibili perché hanno interpretato in maniera eccelsa il percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa con il vogliamo qualificarci, e arrivato all'apoteosi, ha detto solo le leggende vincono gli ori, e loro ci sono riuscite. Nella squadra delle ragazze magiche 3 attuali giocatrici della Prosecco Doc Imoco Conegliano, il libero Monica De Gennaro, pantera da 12 anni, la centrale Sara Farr con una straordinaria prestazione in campo, e l'altra centrale Martina Lubian, rimasta in panchina ma utilissima per i cambi al servizio. E poi le grandi ex come Miriam Silla, che ha firmato lo storico ultimo punto della semifinale, Anna Danesi, oggi capitana azzurra, e Lowet Omoriui, con decine di presenze al Palaverde di Villorba.